L'inchino al boss nel paese del commissario Montalbano. Questo è il titolo della notizia che stamani è sulla prima pagina nazionale del quotidiano Repubblica. Un articolo che rivela l'apertura di un'inchiesta in merito a quanto accaduto a Porto Empedocle durante la processione di San Calogero lo scorso 7 settembre a conclusione dei festeggiamenti. Quel giorno, secondo quanto riporta il quotidiano romano, è che oggetto di un'inchiesta della DDA di Palermo, la vara del santo sarebbe stata portata e fatta fermare davanti ad una palazzina nel quartiere Le Cannelle e da un balcone una signora avrebbe gettato i caratteristici muffuletti di San Calogero e offerto dell'acqua per rifocillare i portatori. Nulla di strano, tutto secondo tradizione, se non fosse che nella palazzina in questione abitino i familiari del boss Gerlandino Messina, già capo di Cosa Nostra Agrigentina, catturato a Favara nell'ottobre 2012 al termine di un blitz dei carabinieri e attualmente in carcere condannato all'ergastolo per mafia. Insomma, per gli inquirenti un vero e proprio omaggio, un inchino del Santo Nero da parte dei portatori nei confronti dei Messina. E c'è un altro particolare che emerge. Per la processione serale del Santo, sempre quella domenica 7 settembre, personale della Polizia Scientifica si era travestito da turista su input del dirigente del commissariato frontiere, il vicequestore aggiunto Cesare Castelli, per filmare momenti salienti. Video adesso all'esame dei magistrati della Procura distrettuale antimafia che, come detto, ha aperto un fascicolo di indagine sul presunto inchino del Santo.